Un caffè con l'esperto è offerto da Pasticceria Mazzari e Uno Magazine. Ben ritrovati ad Un caffè con l'esperto, siamo qui al Caffè Pedrocchi in Sala Bianca, sono Claudio Campagnolo e ho ospite un gradito ritorno, l'ingegnere Alberto Negro, direttore di Veneto Agricoltura. Ben ritornato Alberto. Ciao Claudio. Allora, l'ingegnere Alberto Negro è il direttore di Veneto Agricoltura che ultimamente ha subito, come dire, una trasformazione negli intenti, no? Cioè, vogliamo ricordare un attimo il passaggio dalla vecchia Veneto Agricoltura a questa nuova agenzia che tu dirigi? Sì, allora nel 2014 il Consiglio regionale ha deciso di dare un cambiamento sostanziale alla Veneto Agricoltura di allora. Prima era un'azienda, quindi aveva una certa autonomia anche nella sua gestione. Con il cambiamento della legge istitutiva del 2014, quindi con la nascita della nuova agenzia il 1° gennaio del 2017, diciamo che il Consiglio regionale ha voluto dare degli indirizzi un momento più precisi e quindi trasformare da azienda ad agenzia, quindi la Giunta e il Consiglio vogliono che Veneto Agricoltura si dedichi maggiormente all'innovazione, a gestire il rapporto tra gli stakeholder, quindi le associazioni, i sindacati dell'agricoltura, del primario in generale, e il mondo della ricerca sperimentare. Ecco, allora tu hai appena citato l'ambito appunto del primario, perché ricordiamo che l'agricoltura è definito il settore primario e la nostra regione insomma ne fa un fiore all'occhiello di questo settore. Hai anche usato la parola precisione, e allora iniziamo subito con questo aspetto curioso che mi ha colpito, no? Di cui voi anche vi occupate, la precision farming nelle culture erbacee. Di che si tratta? Beh, precision farming è un termine anglosassone che intende l'agricoltura di precisione. Vuol dire che si cerca, attraverso degli strumenti che oggi sono a disposizione, si cerca di capire esattamente che cosa si sta facendo in agricoltura. Nelle colture erbacee, cioè quelle lì estensive, come può essere il mais, il frumento, il colza, si vuole intervenire esattamente nella gestione del campo dell'agricoltura con una precisione. Allora bisogna innanzitutto sapere dove si va a coltivare, quindi il campo deve essere chiaramente mappato, quindi ci sono degli strumenti attraverso i droni, i satelliti eccetera che permettono di rilevare il terreno dove si deve fare la cultura e capire quali sono le caratteristiche di quel terreno, e quando io vado a fare i trattamenti nel terreno dalla semina o il trattamento pre-semina fino alla raccolta riesco ad individuare esattamente che cosa sto facendo metro quadro per metro quadro. Per riuscire a fare questo un grande slancio è arrivato con l'uso dei satelliti, col GPS, per cui il trattore, la mietitrebbia, le macchine che servono per fare i trattamenti sanno esattamente in quella posizione del terreno che tipo di trattamento è necessario, quanta acqua può servire, quanto fertilizzante, che trattamenti devono essere fatti. Quindi non si lavora più buttando a caso quello che serve, seminando a caso, ma esattamente con la precisione, con l'elettronica, con il GPS e i droni di terra, perché poi anche questo lo puoi fare attraverso delle macchine che sono comandate dal GPS, quindi anche i trattori, le mietitrebbie eccetera sono di precisione. È molto affascinante tutto questo, lo Sì, possiamo naturalmente ricordare, e anche per far capire quanto è cambiata la figura dell'agricoltore, cioè questa immagine così stereotipata che noi abbiamo nella testa. In realtà i giovani agricoltori sono dotatissimi dal punto di vista del digitale e soprattutto molto preparati. Parliamo di biodiversità. Sì. Perché è inteso come un valore per l'agricoltura la biodiversità? Perché intanto fa parte della nostra storia, fa parte della storia dell'agricoltura la biodiversità. Se proviamo ad immaginare com'erano gli ambienti di una volta nell'agricoltura, ci si ricorda che c'erano gli animali, che c'erano le piante, che c'erano le culture. Questi concetti dopo gli anni 50 sono stati un po' modificati dall'uomo.
Perché? Perché si cercava una cultura molto intensiva, quindi aumentare la produzione, quindi non c'erano più gli alberi lungo i campi, perché davano fastidio, bisognava sfruttare fino all'ultimo tratto. Le grandi famiglie di una volta che vivevano nella campagna, che avevano il gelso, che facevano la bachicoltura, che avevano i maiali per mangiare gli avanzi, eccetera, le galline, tutto questo è cominciato a sparire negli ultimi anni, diciamo dagli anni 60 fino agli anni 90. Ritornare alla biodiversità, cioè riuscire a ricreare quei paesaggi di una volta e difendere soprattutto la biodiversità autoctona è uno degli elementi fondamentali. Qui la Regione sta investendo parecchio, Veneto Agricoltura è molto coinvolta, c'è un progetto importante che si chiama Bionet, che è un progetto finanziato per circa 2,5 milioni di euro, dura 5 anni, e questo progetto aiuta a difendere e a mantenere e a catalogare quella che è la biodiversità autoctona tipica della nostra regione. Torneremo tra qualche istante con il ritorno dei sistemi agroforestali. A tra poco. Pasticceria Mazzari. I nostri ingredienti? Qualità e tradizione. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube e rivedi tutte le interviste di Un caffè con l'esperto dove vuoi e quando vuoi. Abbiamo anticipato il ritorno dei sistemi agroforestali, quindi parliamo di alberi, parliamo di foreste. Quali sono le foreste di cui voi vi occupate in Veneto? Sono le foreste demaniali. Le foreste demaniali sono quelle foreste che non sono private, quindi sono di proprietà della Regione. Fanno parte di quel patrimonio indivisibile che la Regione deve gestire. Indivisibile che cosa vuol dire? Vuol dire che non può essere frazionato, non può essere venduto. Quindi tutto quello che c'è all'interno di questi patrimoni deve essere mantenuto dalla Regione, mantenuto da Veneto Agricoltura, ma non può essere ceduto ad altri. Noi gestiamo diverse foreste, circa 16.000 ettari di foresta. Quella più conosciuta e quella più famosa è sicuramente la foresta del Cansiglio, che sono circa 5-6.000 ettari di foresta. Poi c'è la foresta della Sinistra Piave, c'è la foresta di Giazza, quindi in provincia tra Verona e Vicenza, quindi ce ne sono diverse foreste che gestiamo direttamente. Hai parlato appunto di foresta, della foresta del Cansiglio, e c'è un termine che così mi suona un po' familiare, che è il cosiddetto legno del Piave. Alcuni anni fa nasce un progetto che è quello di cercare di valorizzare il legno che viene prodotto nelle nostre foreste. In particolare c'è un legno che è legato molto alla storia del Veneto, che è il faggio. Il faggio, la faggeta del Cansiglio è sicuramente diciamo, la pianta che caratterizza il Cansiglio. Perché lo caratterizza? Per la sua storia. La Serenissima Repubblica di Venezia aveva 3 bacini dai quali poter prendere il legno che serviva per fare le navi, e il Cansiglio era uno di queste proprietà. Il faggio, che negli anni la Repubblica di Venezia, attraverso una serie di passaggi successivi di ibridi, è riuscita a identificare quale fosse la pianta migliore per la costruzione dei remi. Quindi il faggio del Cansiglio serviva per la produzione dei remi delle navi della Serenissima Repubblica di Venezia. Nella storia del Veneto, dalla Repubblica di Venezia in poi, il legno del Cansiglio è sempre stato un legno che aveva una certa rilevanza
non solo storica ma anche di caratteristiche. Quindi queste piante molto dritte, questi fusti che avevano una certa resistenza. Quindi qualche anno fa si è pensato di voler dare un valore maggiore a questo legno e quindi nasce l'idea di valorizzare il legno che dalla foresta passa velocemente alla produzione. E quindi abbiamo fatto dei bandi, abbiamo fatto degli accordi, in questo caso in particolare c'è un'azienda della Pedemontana sotto il Cansiglio che è la Itlas, con la quale abbiamo fatto questo accordo. Loro utilizzano e acquistano i faggi dalle foreste del Cansiglio e fanno i pavimenti, fanno il parquet e non solo il parquet, ma insomma in particolare fanno il parquet e lo pubblicizzano proprio come il legno del Cansiglio, il faggio del Cansiglio. Questo per cercare, uno, di mantenere una certa storicità sul prodotto e poi per cercare di valorizzarlo. Pasticceria Mazzari. I nostri ingredienti, qualità e tradizione. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube e rivedi tutte le interviste di Un caffè con l'esperto dove vuoi e quando vuoi. Poco fa hai accennato a Bionet, che se non ho letto male è un repertorio, sarà un repertorio della biodiversità frutticola in Veneto. E questi dati che voi raccoglierete saranno messi a disposizione degli agricoltori per aiutarli nel produrre reddito appunto dal loro lavoro. È così? Allora, Bionet difende la biodiversità. Ci sono alcuni temi sui quali Bionet si concentra. Uno è sicuramente quello frutticolo. Noi abbiamo in una delle nostre aziende agricole a Sasserami, Veneto Agricoltura gestisce un patrimonio importante di alberi da frutto. Fai conto che solo di meli abbiamo 700 specie diverse di alberi di melo. Abbiamo moltissime piante e tutte queste piante abbiamo bisogno di poterle catalogare, ma non solo per le sue caratteristiche fisiche oppure per il tipo di frutto, ma oggi vogliamo anche poterne ricavare l'essenza vera della pianta e quindi fare un'analisi genetica della pianta, quindi catalogare le piante. Le piante però non sono tutto. In Bionet si parla di avicoli, sempre a Sasserami abbiamo 17 specie diverse di avicoli che sono tipici autoctoni del Veneto che noi manteniamo in purezza. Ci sono i maiali, ci sono le pecore, ci sono quattro famiglie di pecore diverse che noi, per esempio nella nostra azienda di Viliago, manteniamo. Quindi la biodiversità va rispettata ma va anche mantenuta, quindi secondo delle regole poter garantire che quelle specie non muoiono. Alberto, io purtroppo ti devo interrompere perché la chiacchierata è molto interessante, questa è l'agricoltura del futuro e mi piacerebbe poter tornare a parlare con te anche entro breve, in una prossima puntata. Va bene, volentieri. Allora, abbiamo strappato l'appuntamento al direttore di Veneto Agricoltura e noi ci rivediamo con la prossima puntata di Un caffè con l'esperto. Un caffè con l'esperto è stato offerto da Pasticceria Mazzari e Uno Magazine.